Sono Salvatore Campisi dell'azienda Salvatore Campisi a Marzameme, primo borgo fatto dagli arabi quando sbarcarono su questa sabbia a Marzameme. Il mio trisavolo Salvatore Campisi, nato nel 1811, fu il primo artigiano a fare la lavorazione del tonno sott'olio in latta. Io presi in mano le redini dell'azienda nel 1972, continuando con la salagione del pesce e anche sott'olio, col tonno sott'olio, lì acciughe sott'olio, tutto. Mio figlio Paolo, quando prese lui il comando dell'azienda nel 1998, iniziò con la lavorazione dei vegetali, con la lavorazione del pomodorino di Pachino IGP. La nostra forza è lavorare sempre a mano, a coltello. Lavorazione del pesce pescato in giornata e lavorato in giornata. Grazie a queste nostre tecniche antiche che non lasceremo mai, abbiamo ricevuto tantissimi premi come miglior azienda agroalimentare in Sicilia, come prima stella, cioè migliore azienda agroalimentare in Italia, premiate dal gruppo Tesoro d'Italia. Ci invitano in tutto il mondo a fiere nazionali e internazionali, al Fast Food di New York, Fast Food di Los Angeles, Tutto Food a Milano, Cibus a Parma e Pitti Test a Firenze, dove partecipiamo solo i super artigiani di eccellenza.